Chi ha perso? Aveva 16 anni, mio cugino, e mio papà ne aveva 57. Cosa ricorda di quella notte? Dio, io ero a Milano, sono tornato su il giorno dopo e quindi quando siamo arrivati a Ponte nelle Alpi ci hanno fermato. Certo che non è che si capisse molto perché... Sorella gemella, 3 mesi che era sposata. E quanti anni aveva sua sorella? 22, 21. Cosa ricorda di quella notte? Beh, a casa mia non l'ho persa perché io abitavo su a Roggia, però è sparito tutto a Longarone, tutti i miei amici, tutti. E anche se Longarone è nuova, non è la Longarone di prima. Ero in Svizzera a lavorare, avevo 21 anni e ho saputo in Svizzera, ero a Berna e sono ritornato, credevo di essere rimasto solo, invece il Padre Eterno mi ha detto, a Ponte nelle Alpi, quando sono arrivato a Padre, mi ha detto i tuoi sono salvi. Cosa ha trovato quando è ritornato qui? Quando quella mattina ho guardato fuori per la prima volta fuori dalla finestra ho visto un deserto. Ne ho 9 qui, però sono nato chiaramente in un'epoca diversa, ne ho 9, sì. Eppure, La più piccola aveva 3 mesi. cosa le hanno raccontato di quella notte? Beh, era sempre il ricordo vivo dei nonni che ci ha raccontato, più che la notte, ci ha raccontato il giorno dopo. E quello dei superstiti di mio zio che perse moglie e 3 figli, e il fatto che lui era emigrante, era sempre fuori, e partì qualche giorno prima e tornò qualche giorno dopo, non si diede mai pace. Siamo usciti tutti quanti e abbiamo visto un rumore, un fragore e non riuscivamo a raccapezzarci, e poi piano piano ci siamo accorti che sul Piave veniva giù di tutto, però al mattino, all'alba, ci siamo veramente resi conto di cosa era successo. Non a caso, appena al di là del ponte che era stato distrutto di Soverzene, abbiamo trovato la prima vittima, una ragazza ai bordi del Piave. Abbiamo detto, ma questa è di Longarone. Io sono stato 3 giorni a girare tutta la provincia a guardare tutti i cadaveri per vedere se per caso riuscivo a trovare la salma introvabile. Non l'ha più trovata? Non l'ho più trovata, solo nei ricordi.